La mostra Vedova Shimamoto vuole raccontare un cambiamento epocale, un momento della storia in cui gli artisti occidentali, americani ed europei, hanno per la prima volta parlato la stessa identica lingua di una civiltà millenaria estremamente diversa e completamente più antica. È una mostra in cui tutti questi artisti si legano a una devastazione generazionale, ad una seconda guerra mondiale che si è conclusa con una bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, per creare una polemica talmente forte che attraverso la pittura, e una pittura densa di cromia, densa di significati, vuole riportare a gran luce l'inconscio incontrastato dell'uomo. Questi artisti venivano da un mondo sfasciato dalla seconda guerra mondiale e nel loro intento c'era anche quello di fare in parte piazza pulita del figurativo, cioè allontanarsi dal figurativo per raccontare un nuovo modo di fare arte, un nuovo modo di fare arte che si comunque legava a dei concetti base che erano il segno, la materia e il gesto. E il gesto in Emilio Vedova credo che sia uno degli elementi fondamentali della sua arte. Dal mio punto di vista Shimamoto è stato uno dei massimi rappresentanti dell'intero linguaggio informale, non solamente perché a livello gestuale crea queste cromie, ma anche perché ha avuto il coraggio, assieme a tutti gli artisti giapponesi, di gettare via il pennello, cosa che gli occidentali non hanno fatto. Inoltre è estremamente legato al concetto della bomba atomica, perché mentre la bomba atomica distrugge tutto quello che incontra, allo stesso modo Shimamoto stende queste tele bianche a terra che rievocano il concetto di una città immacolata e ancora in piedi, e le bombarda con queste bottiglie cariche di colore come se fossero delle bombe atomiche che invece di generare la morte creano la vita, che poi è l'arte. L'informale come non forma, quindi un'altra arte, nasce da lontano, nasce già dal pensiero degli artisti che dopo la guerra, dal 48 con la Biennale del 1948, ridiscutono la materia, ridiscutono quindi la non forma, si parla quindi dal 52 in poi di un informale segnico, materico e gestuale. Qui abbiamo un esempio con Burri, con l'esempio di un artista che riesce a passare da un informale materico a un informale segnico, a un informale gestuale, e proprio per questo diciamo che nell'informale europeo noi troviamo queste tre assonanze, proprio perché la non forma, quindi la plasmazione della materia attraverso il segno e anche attraverso il gesto, è parte integrante di questa mostra, poiché abbiamo tanti di esempi, non solo Burri, ma altri esempi di altri artisti che hanno fatto grande sia dalla Francia, da quale parte l'informale, all'Italia, quindi con artisti che sono senza dubbio gli artisti più importanti nella storia dell'arte. Abbiamo fatto una scelta curatoriale ben definita. Abbiamo deciso di mischiare gli artisti, quindi di non dividerli per periodi o per una posizione geografica, quindi abbiamo proprio scelto di fare un tutt'uno, nel senso che volevamo che l'informale venisse colto in ogni sua forma. E la cosa che però, e mi piacerebbe poi che il visitatore lo comprendesse da solo, la cosa che in assoluto accomuna tutti questi artisti è la forza del gesto. La forza del gesto che si ritrova nei giapponesi, si ritrova nell'informale europeo, si ritrova nell'informale italiano. Sì, in effetti questa è la quarta esperienza che assieme all'assessorato alla cultura, al Museo di Asolo e all'associazione MV Eventi organizziamo una mostra all'interno del Museo Civico di Asolo rivolta all'arte moderna e contemporanea. Questo è il quarto appuntamento, appunto era stato programmato come di solito per il periodo invernale, doveva iniziare a febbraio, poi è stata rimandata, ma insomma siamo arrivati con soddisfazione all'inaugurazione oggi di questa nuova mostra, che è molto bella e, se posso dire, oltre alle tre precedenti che erano altrettanto interessanti, però questa è veramente di valore e di interesse molto alto, a mio avviso. Sono particolarmente soddisfatto.
Noi saremo presenti nel senso che ogni giorno di apertura della mostra, i sabati e le domeniche, organizzeremo 3 visite guidate alle ore 10, alle ore 15, alle ore 16:30, questo con la doppia funzione. La prima e più fondamentale è appunto spiegare agli utenti meno esperti di arte contemporanea cosa stanno guardando, cosa stanno vedendo, cosa è successo con l'informale in Italia e nel resto del mondo. Faremo in modo che ci siano sempre un numero adeguato di persone e non assembramenti all'interno, e questo ci consentirà anche di fare delle guide più snelle e quindi di avere più tempo da dedicare ai nostri utenti nel spiegare non solo la collezione permanente del museo, che rimane ovviamente visitabile, ma anche questa mostra nella sua particolarità.